Buonasera, ben ritrovati con Sentieri in Natura. Come avete visto dall'anteprima, tra le pieghe dei nostri monti si trovano dei luoghi particolari, luoghi che un tempo sono stati intensamente frequentati e abitati. Molti di questi sono ancora oggi frequentati e mantenuti almeno nella bella stagione. Altri invece hanno subito una sorte diversa. Tra le tante cause che hanno portato all'abbandono di questi luoghi ce n'è una particolare che è legata alla costruzione degli invasi artificiali. Ecco che allora, nei periodi di secca, emergono questi fantasmi di pietra, chiamiamoli così, dalle acque, con il loro passato, emergono almeno per qualche settimana, creando un paesaggio molto particolare e suggestivo. È proprio il caso della valle di cui ci occupiamo questa sera, la Val Silisia. Ecco, andiamo a conoscere un po' meglio dove si trova la Val Silisia, che è una valle magari non molto conosciuta a tutti. Insomma. Siamo nel Friuli occidentale, Prealpi Carniche, è una valle laterale, una valle secondaria rispetto alla Valle Tramontina, che quindi noi raggiungiamo tramite, oltrepassando Meduno. Al lago di Redona, che è il lago di Tramonti cosiddetto, una strada si incunea nella stretta Val Silisia, percorre alcuni ultimi borghi abitati fino ad arrivare a Selva, che è l'ultimo borgo, dove troviamo la diga che ha creato lo sbarramento che ha dato origine poi al lago artificiale di Selva. La strada poi prosegue ancora, costeggiando il corso del torrente fino a dove per convenzione ha origine, dall'unione di due affluenti. Arriveremo poi al borgo delle Tronconere, ma poi lo vedremo più nel dettaglio. La zona della Val Tramontina è caratterizzata dalla presenza di alcuni grandi invasi artificiali. Il lago di Tramonti o di Redona, che vediamo qui nell'immagine, si trova proprio sulla strada principale della Val Tramontina ed è creato dal sbarramento del torrente Meduna, come anche il lago del Ciul o di Cazul, che è posto in una valle un po' più a nord, un po' più settentrionale, una valle quasi parallela alla Val Silisia. E poi naturalmente c'è il lago di Selva, del quale ci occuperemo oggi. Sono invasi risalenti a un'epoca tra gli anni 50 e gli anni 60, quando furono costruite queste dighe che hanno sbarrato il corso d'acqua e hanno la funzione di fornire energia elettrica, ma anche servono come bacini di raccolta per l'esubero delle acque piovane, per poter regolare il loro deflusso e poi anche per l'irrigazione naturalmente. Ecco che allora andremo oggi a visitare il lago di Selva, uno di questi tre grandi invasi. Le immagini che vedete sono proprio relative al lago di Selva, dal quale appunto, come vi diceva Sandra prima, una strada, una pista dal borgo di Selva sale, si allunga, si protende all'interno della valle fino ad arrivare al borgo delle Tronconere, ma prima di arrivarci abbiamo una ricca serie di cose da vedere, ad iniziare proprio dalle sponde del lago, sulle quali erano stati edificati in passato alcuni borghi. Come dicevo proprio nell'introduzione, quando le acque del lago sono in secca, è il caso proprio di queste settimane. Le immagini che vedete sono state girate qualche settimana fa. Questi fantasmi di pietra emergono appunto dall'acqua, creando questo particolare paesaggio. Altri borghi invece non sono stati sommersi dalle acque, ma comunque a seguito della creazione dell'invaso sono stati abbandonati del tutto. È il caso del borgo delle Tronconere che vediamo in queste immagini. Era il più lontano, era il più distante. Qui la natura, il bosco si sta lentamente proprio impossessando delle case ed è un luogo particolarmente suggestivo. La viabilità che percorre la valle attualmente non è la stessa che c'era un tempo. La mulattiera, la strada originaria si muoveva da un lato all'altro della valle e toccava più punti. Oggi invece la strada percorre il lato più a meridione, diciamo la destra orografica della valle stessa. Quindi un'escursione molto molto interessante che si svolge quasi completamente su una pista, quindi non difficile, piuttosto lunga ma non difficile, che vedremo poi nel dettaglio nella seconda parte. Andiamo adesso però a dare un'occhiata a quelle che sono le escursioni che si possono fare partendo dalla Val Silisia.
Sì, sono tutte escursioni che partono dalla strada di fondovalle che poi andremo a percorrere. Sono escursioni che portano quindi sulla dorsale che poi ci separa dalla valle di Barcis, no? Per intenderci. Incominciamo con quelle più semplici. Questa pista ci porta dal punto più alto della strada della Val Silisia, località Panuc, ci porta su verso Casera Valline Alta. Oltre che la strada si può prendere anche il sentiero che la incrocia in più punti. La Casera Valline Alta, che è a poco più di 1300 metri, è stata completamente rimessa a posto e quindi costituisce un bel punto di appoggio e anche una bella meta, anche come gita a sé stante. Volendo proseguire ancora un po', si raggiunge facilmente, insomma non con grande tempo aggiunto, l'altra casera, la Casera Salinchieit. Anche questa è stata risistemata, ma all'interno presenta ancora le caratteristiche, a cominciare dal pavimento, proprio le caratteristiche più tipiche, no, della vecchia malga di un tempo. Queste casere si trovano proprio ai piedi del Monte Rodolino e allora andiamo a vederlo, questa cima, questo Monte Rodolino. Le due forcelle che lo chiudono da una parte e dall'altra sono raggiungibili da un segnavia CAI, mentre la percorrenza su cresta che stiamo vedendo in queste immagini non è segnata da segnavia ufficiale e quindi diciamo che è dedicata ad un pubblico di escursionisti un po' più esperto. Ecco la casera vista dall'alto, vista dalla cresta. Noi abbiamo in queste immagini, vi proponiamo proprio qualche immagine della traversata della cresta del Rodolino, a punti anche abbastanza affilata, abbastanza stretta. La cima del Rodolino si trova a 1700 metri ed è proprio sulla cresta che ci divide dalla Valle di Barcis. Scendiamo dalla parte opposta, la Forcella Salinchieit, che è dalla parte opposta. Altre cime? Altre cime, quella del Monte Raut, ad esempio, che troviamo un po' più a occidente rispetto al Rodolino. In questo caso siamo in una giornata decisamente più fortunata, giornata autunnale con inversione termica, con le nebbie sulla pianura. Monte Raut è una cima che viene più facilmente, quasi solitamente sempre raggiunta dal versante di Barcis, però c'è appunto anche un sentiero che si inoltra partendo dalla Val Silisia. Cima del Monte Raut molto particolare, rocciosa sul versante destro rivolto a Barcis, invece con questo ripiano inclinato erboso sul versante rivolto alla Val Silisia. E questa è anche un'ultima meta che vi vogliamo descrivere. Questa è Forcella Clautana, è la forcella che si trova proprio in capo alla Val Silisia e che praticamente separa la Val Silisia dall'Alta Valcellina. Le immagini che vedete adesso proprio sono relative al valico. In questo punto transita una pista, ma soprattutto, l'avete vista così di sfuggita, ma la vedremo poi nel dettaglio nella seconda parte, transita una mulattiera, una strada molto particolare di origine militare, la strada degli Alpini, costruita nel 1910 e ancora oggi perfettamente percorribile. Ve ne mostriamo alcuni istanti perché è un tracciato davvero bello e particolare, se non altro perché ci troviamo in una valle in cui i sentieri sono di solito piuttosto impervi e impegnativi. Invece in questo caso abbiamo a che fare, vedete, con un tracciato molto comodo, largo e ben marcato, che praticamente dal termine della strada, della pista che arriva in fondo alla valle, ci porta alla Forcella Clautana. Dalla Forcella naturalmente è possibile scendere anche nel versante della Valcellina, però diventa un'escursione che logisticamente è molto complessa da gestire, perché si parte in Val Tramontina e si arriva in Valcellina, quindi in un luogo dal punto di vista stradale molto distante per un eventuale recupero. Ci fermiamo per qualche istante per la pubblicità e ritorniamo tra pochissimo con la Val Silisia. Eccoci allora di nuovo in studio con Sentieri Natura per la puntata dedicata alla Val Silisia, alla risalita della Val Silisia. È un percorso semplice, dicevo prima, che si svolge interamente su pista, ma è piuttosto lungo. E allora andiamo subito a dare un'occhiata alla mappa, come è nostra abitudine, per vedere un po' il tracciato di questa escursione. Si parte da Selva, dalla diga, è possibile lasciare l'auto a Selva o comunque
qualche metro un po' più avanti, oltre la diga, a vostro piacere. Da qui possiamo cominciare, possiamo abbandonare la macchina e cominciare a risalire lentamente la valle per vedere un po' tutte le sue particolarità. Si arriva intanto sul Panouk, che è il punto più elevato della nostra escursione, da dove poi la pista scende per andare a lambire i bordi del lago. Qui, quando il livello delle acque è basso, possiamo vedere sul lato dove ci troviamo, ma anche sul lato opposto, alcuni vecchi borghi emergere proprio dal pelo dell'acqua. Proseguendo ancora all'interno della valle andiamo a vedere che questa piega leggermente verso sinistra, si sfiorano altri piccoli borghi, Stua e Pecolat, ormai quasi completamente avvolti dalla vegetazione, si arriva ai Plans e poi infine dopo il ponte c'è un ultimo tornante e si arriva alle case delle Tronconere. Allora, il dislivello di 550 metri e vedete la lunghezza di 17 km, quindi un percorso molto molto lungo. I tempi sono 5 ore e mezza, ma c'è da dire che essendo la strada ampiamente transitabile potete anche inoltrarvi un po' con l'auto e quindi decidere voi a che punto cominciare l'escursione. Facendola tutta, naturalmente avete visto che il dislivello, la lunghezza è piuttosto impegnativa. Andiamo allora subito a vedere nelle immagini del documentario che abbiamo girato qualche settimana fa l'escursione in Val Silisia da Selva alle Tronconere. La strada che risale la Val Silisia arriva fino al piccolo borgo di Selva che vedete alle mie spalle. Il nome stesso suggerisce le condizioni poco ospitali in cui si trovavano a vivere gli abitanti. Dopo la Grande Guerra si contavano circa un centinaio di abitanti sparsi tra i tanti minuscoli borghi che ponteggiavano la valle. Il nostro percorso comincia da qui e ci porterà a risalire l'alto corso del torrente Silisia, dove ci attendono tante cose da vedere, a cominciare dal lago di Selva, uno dei 3 grandi invasi artificiali che si trovano in Val Tramontina. Abbiamo appena superato il coronamento della diga ad arco che chiude il corso del torrente Silisia formando il lago di Selva. La diga è stata ultimata negli anni 60, si innalza dal fondovalle per oltre un centinaio di metri, andando ad alimentare la vicina centrale di Chievolis. Il primo tratto della pista che risale la Val Silisia ci porta in breve a raggiungere 650 metri di quota, è il punto più alto della nostra escursione odierna. Qui troviamo anche il bivio con la strada che risale lungamente sulle pendici del Monte Rodolino fino ad arrivare alla Casera Valline Alta.
Quando il livello del lago di Selva è basso, si può scendere fino alla riva per osservare i ruderi di Sisilan e di Stalurban. Questi vecchi borghi sorgevano sulla riva sinistra del torrente, come anche la vecchia strada di accesso ai borghi. Oltre alle case, è interessante notare come siano ancora ben visibili i resti delle antiche mulattiere che collegavano i piccoli abitati. Ci troviamo qui nel punto in cui la valle piega leggermente verso sud. Siamo in località Plans, un tempo zona di pascolo. Qui gli ultimi lembi di prato cercano di resistere all'avanzata del bosco. Anche i rilievi sull'altro lato della valle un tempo erano coperti da prati. Senza la fitta vegetazione che ora li ricopre, avremmo potuto scorgere i due piccoli borghi di Stua e Pecolat. Dopo aver oltrepassato il ponte di fondovalle, la pista compie un ultimo tornante. Qui, in questo punto, arriva anche il tracciato della strada degli Alpini. Ora è invasa dalla vegetazione e in parte rovinata, ma chi lo desidera può compiere questa breve deviazione che in una decina di minuti porta a vedere il ponte costruito dalle nostre truppe nel 1910. Ed eccoci infine arrivati al borgo delle Tronconere.
Era il più distante e disponeva di scarse quantità di terreno operativo. È un luogo particolarmente suggestivo, con le vecchie abitazioni in pietra, ormai avvolte dalla vegetazione. Anche questo, come gli altri borghi, venne completamente abbandonato negli anni immediatamente precedenti la costruzione della diga. La strada degli Alpini non finisce qui, ma continua ancora lungamente, scavalcando la Forcella Clautana, per poi scendere all'Esis nell'Alta Valcellina. Per noi, invece, è venuto il momento di invertire la direzione e ripercorrere la valle fino al punto di partenza. Bene, quello che abbiamo visto era il documentario dell'escursione da Selva alle Tronconere lungo la Val Silisia. Siamo quindi stati in Val Tramontina, un percorso di fondovalle che però percorso a piedi e lentamente dà modo di osservare e godere dei tanti punti di interesse come abbiamo visto. Ora non ci resta che salutarvi, darci appuntamento al prossimo venerdì. L'appuntamento per venerdì prossimo naturalmente con Sentieri Natura su Telefriuli. Un cordiale saluto da Ivo Pecile e Sandra Tubaro. Arrivederci.